Allora, Alessandro Cupisti, abbiamo dimostrato che nell'hockey l'esperienza e il pragmatismo sono ancora doti importanti, possiamo dirlo questa sera? Ma diciamo che la squadra ha fatto una discreta partita, non ha perso la testa durante i momenti importanti della partita perché siamo andati sotto, insomma, quindi ci voleva tranquillità. I ragazzi sanno che se giocano di squadra e con tranquillità, con testa, possono fare qualsiasi cosa. Il problema è qui perché noi veniamo da un momento che non era bello e quindi era difficile stasera, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi. Meno gli ultimi minuti perché abbiamo concesso un paio di gol che dovevamo evitare completamente, ma non perché il Seregno non meritava altri gol prima, perché noi non possiamo mollare in fondo alla partita e questa è una squadra che vuol fare degli obiettivi, non lo può fare. Nel senso che manca qualcosina per quei punti che mancano rispetto alle prime sono per questo motivo? Ma noi abbiamo fatto un pessimo girone di ritorno, lo sappiamo. Io ho sempre detto che vince il campionato chi è più regolare. Noi siamo stati regolari, poi di colpo è successo un qualche cosa che va bene così. Io ho delle mie opinioni, però va bene così. Io credo sempre in questi ragazzi. Devono essere convinti loro, specialmente con la testa, perché quando le cose vanno male quello che conta è la testa. Grazie Alessandro.